Purtroppo con molto dispiacere dobbiamo dire che la cagnolina è morta questa notte, seguita attentamente dalla clinica che prontamente ci aveva soccorso. Troppo gravi le lesioni riportate alla colonna vertebrale. Non ce l'ha fatta la cagnolina lanciata dal finestrino dell'auto in corsa a Merlengo in via Antiga Sud. Troppo gravi i traumi legati alla caduta. La colonna vertebrale estremamente danneggiata, una cagnolina anziana forse cieca, ma che senza i traumi dovuti alla caduta avrebbe continuato a vivere. La cosa che ci dispiace, al di là della morte, è il gesto infame, perché non ha altri termini che non questo, che ha portato alla morte di questa piccoletta. Noi abbiamo il rifugio vicino a dove è accaduto questo bruttissimo avvenimento e le persone potevano bussare alla nostra porta, potevano chiamarci, potevano venire da noi, l'avremmo accolta a braccia aperte. L'invito di EMPA a non abbandonare gli animali, ma soprattutto la ferma condanna del gesto, sono stati proprio dei volontari dell'ente protezione animali insieme a dei passanti a soccorrere la cagnolina, tirati dai mugoli strazianti dell'animale che giaceva tra i rovi vicino a una cava. Il lenzuolo rosa dove era avvolta lontano metri di distanza da dove è stata trovata. Un gran senso di tristezza, ma soprattutto di rabbia. Si parla non più di maltrattamento, ma di uccisione di animale. Spero che a breve avrà un nome, un cognome, un colpevole.